Oggi parliamo di una cosa successa sulle montagne friulane, nelle Alpi Carniche. Una vicenda piuttosto triste. Sì, riguarda un piccolo ricovero, il ricovero Montefuarmi, a Paularo. Molto conosciuto, molto amato. Esatto, ed è stato distrutto da un incendio, purtroppo. Proprio così. È successo tutto, mi pare, a fine marzo 2025. La segnalazione è arrivata da alcuni residenti di Dierico, una frazione lì vicina. Hanno visto del fumo, hanno dato l'allarme, ma insomma, per la struttura non c'è stato niente da fare. Era di proprietà del comune, vero? Sì, comunale. E sono intervenuti subito i vigili del fuoco, ovviamente. Anche il nucleo investigativo per i primi rilievi. Si cerca di capire come sia successo. Esatto. E c'è un aspetto, diciamo, un po' amaro in tutta questa storia. Mm. Il sindaco di Paularo, Marco Clama, ha dovuto fare denuncia contro ignoti. Ah, ecco. Quindi, Quindi chi ha causato l'incendio, che sia stato per sbaglio o volontariamente, non si sa. Fatto sta che se n'è andato, senza avvisare. capisco. Quindi le forze dell'ordine li stanno cercando. Proprio così. E appunto il nostro obiettivo oggi non è solo riportare la notizia, ma magari capire un po' meglio, no? Certo. Cosa rappresentava questo ricovero? Perché questa perdita è, diciamo, significativa, basandoci su quello che sappiamo, ovviamente. Allora, proviamo a immaginarcelo com'era. Il ricovero Fuarmi, dov'era di preciso? Beh, era in una posizione bellissima, una sella erbosa a sud del Monte Fuarmi. Siamo sui 985-1015 metri di quota, più o meno, vicino agli stavoli Fuarmi. Ah, ok. E si arrivava facilmente? Abbastanza. C'era il sentiero CAI il 437, che partiva da Dior. Un'oretta di cammino, tranquilla. Dicevano adatto anche ai bambini, sai? Bene, quindi accessibile. E la struttura in sé? Com'era fatta? Allora, era uno stavolo, uno di quegli edifici rurali tipici, no? Era stato ristrutturato e lasciato sempre aperto. Sempre aperto. Interessante. Sì, dentro era semplice, Piano terra con un tavolo, panche, qualche armadietto, una cucina economica e c'era anche un caminetto in un piccolo vano accanto. Accogliente, sembra. Molto. Poi sopra c'era una specie di mansarda, un sottotetto, vuoto però. Ci si arrivava con una scala interna. E l'acqua era fuori, una fontanella. Essenziale, ma c'era tutto il necessario. E il fatto che fosse proprio uno stavolo riutilizzato, cosa ci dice questo? Beh, secondo me è importante. Non era una costruzione nuova, calata lì. Riutilizzare uno stavolo significa mantenere un legame con la storia di quel posto, no? Con l'attività agricola, pastorale. Esatto. Lo integrava meglio nel paesaggio, gli dava un'anima, un'autenticità diversa, forse un'esperienza, come dire, più intima rispetto a un rifugio moderno e più grande. Capisco. Un legame più vero col territorio. Proprio così. E per questo motivo era diventato un punto di riferimento, sai, nelle Carniche. Non solo un riparo, ma un posto per fermarsi, fare un picnic. Ho letto anch'io che era frequentato da famiglie. Sì, confermo. Era un posto vissuto. E poi la vista. Si vedeva la valle di Paularo, lo Zermula, il Sernio verso sud. Niente male. Era parte dell'esperienza di andare lì. Certo. E se pensiamo più in generale, questi ricoveri, specie quelli non custoditi, sempre aperti, sono preziosi, ma anche fragili. Dipendono dal buonsenso di chi li usa, immagino. Esattamente. Sono un patrimonio di tutti, ma affidati alla responsabilità del singolo. C'è una specie di patto non scritto, no? Di rispetto, di cura. Quindi la sua distruzione non è solo un danno materiale, è quasi come se si fosse rotto quel patto. In un certo senso sì, è un colpo duro per la comunità locale, certo, ma anche per tutti gli escursionisti che lo frequentavano. E poi, appunto, restano le domande. Se è stato un incidente, una negligenza. O se è stato doloso, intenzionale, l'indagine lo chiarirà, si spera. Però ecco, al di là della causa specifica, Fa riflettere. fa riflettere sulla difficoltà di proteggere questi luoghi. Sono un po' isolati, preziosi ma vulnerabili. Quindi, riassumendo, non parliamo solo di un edificio bruciato. È andato perso un pezzo di storia vissuta, un punto d'appoggio che rappresentava un modo forse più semplice, più autentico di vivere la montagna. Direi proprio di sì, un luogo che facilitava l'esperienza della natura per tante persone. E questo ci porta a pensare al futuro. Assolutamente. Questa vicenda, ci ricorda quanto sia urgente proteggere questo patrimonio. Certo, serve manutenzione, prevenzione.
Ma serve anche altro. Serve soprattutto una cultura diffusa di responsabilità, di rispetto per questi luoghi. Si spera che il Fufarmi possa essere ricostruito, ovviamente, ma quello che è successo resta un segnale. Un monito. Un monito, sì. Forse il pensiero finale che possiamo lasciare è questo. Abbiamo un dovere, come collettività, di custodire non solo la natura selvaggia, ma anche queste piccole strutture, umili ma fondamentali. Perché rendono la montagna fruibile, sicura. Esatto. E la loro vulnerabilità, forse, ci dice qualcosa sulla nostra attenzione o disattenzione verso i beni comuni. La domanda è: cosa rischiamo di perdere ancora se non coltiviamo di più questo senso di cura condivisa? Una riflessione importante, su cui vale la pena soffermarsi.